Buongiorno mondo, bentornati nel mio canale. Allora, se sei arrivato fin qui, probabilmente hai cercato party a tema Toy Story, festa di compleanno a tema Toy Story. Infatti in questo video ho raccolto un po' quello che ho creato io per il compleanno, per il terzo compleanno del mio bambino Raffaello, e che purtroppo, anche se volevo fare tante altre cose, mi sono dovuta accontentare perché, per evitare, ovviamente a causa del Covid, di andare in giro per negozi, ho preso un po' di cose facilmente reperibili anche nel supermercato. In particolar modo ti faccio vedere come ho realizzato lo sfondo che ho messo dietro il tavolo per fare le foto con la torta, utilizzando semplicemente un foglio, un pezzo di tovaglia per il tavolo di plastica, quella usa e getta, una specie di cerata molto sottile, si trova in tutti i supermercati e di tutti i colori. Io ovviamente l'ho presa azzurra e con un pennarello maker nero ho disegnato la sagoma delle nuvolette tipiche di Toy Story. Con l'acrilico bianco le ho riempite, le ho colorate per bene. Solo che, siccome quel giorno della festa c'era molto vento ed eravamo fuori in terrazza, questa tovaglia svolazzava un po' troppo, quindi onde evitare e per tenerla anche un po' più ferma, l'ho incollata sopra un cartoncino che altro non era che una scatola grande. Noi andiamo a prendere sempre cose facilmente reperibili, non troppo dispendiose. Alla fine cerchiamo di fare più o meno tutto con massima resa, con la minima spesa, ecco. Sempre in questo sfondo blu con le nuvolette, io ho applicato il nome del bambino Raffaello e la scritta buon compleanno, che ho realizzato con la gomma Eva, colorata ovviamente. Mi è bastato solamente disegnare sulla gomma Eva, sul foamy, sulla gomma crepla, non so come la chiamate voi, io la chiamo gomma Eva, però vedo che su internet ha un sacco di nomi, fondamentalmente si parla sempre della stessa cosa. Ho disegnato sulla mia gomma Eva le lettere da ritagliare e poi le ho ritagliate alcune, come ti faccio vedere in video, le ho ritagliate singolarmente e poi attaccate vicine l'una all'altra. Altre invece, la scritta buon compleanno l'ho lasciata direttamente tutta intera e l'ho incollata semplicemente con del nastro biadesivo. Quindi, una volta applicata nella parete il mio sfondo con la scritta, ho messo il numero 3, ma era un palloncino gonfiabile semplicemente, ho decorato una parte a mo' di archetto con questi palloncini che ho legato insieme, tra loro con del filo di nylon trasparente. Ti faccio vedere nelle foto, anche se le foto non rendono granché giustizia, però purtroppo sono riuscita a recuperare solo queste foto. Inoltre nel tavolo, poi, dove abbiamo messo le cosine da mangiare, ho decorato con i piccoli personaggi di Toy Story. C'era sia i personaggi principali, Woody e Buzz, che il dinosauro, il piccolo alieno. La mia amica, nonché la madrina del festeggiato, è bravissima a fare le torte, ha fatto la torta a tema Toy Story che ti faccio vedere. Come puoi ben vedere, è una semplice torta con panna e la cialda tutta decorata, che ha riscosso veramente un successone, oltre ovviamente ad essere buonissima come sempre. Poi, oltre questo, in particolar modo ti volevo far vedere i regali che abbiamo fatto a Raffaello e anche a Leonardo, perché sono proprio innamorati, loro patiti di Toy Story, e soprattutto Raffaello di Buzz e Leonardo di Woody. Io li ho presi su Amazon, ma questi giocattoli li avevo visti tempo addietro da Toy Center, in un centro commerciale, prima di Natale mi pare, e non li avevo presi solamente perché non c'era un'occasione in quel momento e anche il prezzo mi ha fermato, perché costavano sulle 50 euro ciascuno. In vista del compleanno li ho cercati online e li ho trovati su Amazon ad un prezzo decisamente più conveniente. Ovviamente nell'info
Nell'info box apri la freccetta qui, troverai tutti i link di riferimento se sei interessato all'acquisto di questi giocattoli che ti faccio vedere adesso, ma andiamo a vedere nello specifico questi due simpaticissimi personaggi, perché anche a me piacciono tantissimo, sono un amore. Spero di riuscire a mostrarteli per bene, perché sono sicura, sono gelosissimi di questi personaggi, che come puoi vedere sono anche grandi. Mi sembra che ognuno di loro è alto circa 15 cm e sono veramente ben fatti, rifiniti nei minimi dettagli. Certo, ci siamo rimasti un pochino male quando abbiamo visto che Woody non ha la cordicina dietro, ce l'ha solamente disegnata, però si era incollato. Ha il cappello che si può perdere facilmente. Allora, ha la stellina da sceriffo che, se la schiacci, ripete le frasi del film di Toy Story 4. Qui ha il suo portapistola, gli stivaletti, i texani da bravo cowboy, ed è snodabile, si può piegare e modificare proprio in tutte le posizioni. Spazzatura? No, non andrai a finire nella spazzatura. È troppo carino. Oltre questo, in questo le batterie erano incluse. Invece in Buzz le abbiamo dovute mettere noi, ma questo praticamente è un po' più complicato perché cammina, te lo devo far vedere a terra, vabbè si capisce anche da qua, basta premere, aspetta che è spento, c'è il pulsantino di accensione qui e poi... Salve Space Ranger, abbiamo una missione. Buzz Lightyear alla riscossa. Troppo simpatico. La lucina del laser. Che la missione di salvataggio inizi. Trasferimento. Missione per cercare il nostro amico. Ha le rotelline sotto Avvicinamento. che gli permettono di muoversi e di Questo posto è spostarsi. interessante. Ma si è aperta da sola l'ala? Missione localizzare Woody. Perlustro il perimetro. Comunque dice veramente... Apertura all'area abilitata. Allontanatevi, le ali si aprono. Che apertura all'area. Bella, È troppo Avete visto simpatico, è una fatto fogliettina? benissimo Il anche suo lui. nome è forte. Hanno entrambi un sacco di frasi. Amore, te li sto restituendo. Un attimo, ho quasi finito. Ah, vuoi l'acqua? Sì, sto bene. Missione completata. Sì, aspetta che te la prendo, amore. Ho quasi finito. Dura 5 ore. 5 ore? 5 minuti? Comunque, e questo è quanto. Quindi se sei alla ricerca dei personaggi di Toy Story o qualche idea per realizzare la festa di compleanno, spero di averti dato degli spunti in questo Sei video. qui per Bonnie. Questo è il tuo lavoro. Ok, hai ragione. Ok, va bene, è abbastanza. È abbastanza, l'ha detto anche lui. Quindi dopo questa perla il video termina qui, visto che è abbastanza. Mi raccomando però, se ti piacciono i miei video e ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale attivando la campanellina e non dimenticare di lasciarmi un segno del tuo passaggio giù. Ciao!